Olè. Qua, se non ricordo male, dovrebbe partire il roller. Ricordo male perché c'è ancora salita. Fa niente, lasciamo la GoPro accesa. Magari parte qua. Olè, parte il roller e si è fatto un riscaldamentino, 40 minuti di ripetute in salita e adesso volevo farmi la parte alta del roller. Lì ho preso una pietrina qui cazzo e poi mi volevo fare Martina, che non l'ho mai fatto, hanno detto che è carino, lungo, e poi riprendere roller coaster nella parte più bassa. Sulla bici da cross country o sulla gomma per le gare, perché siamo in periodo garette, e infatti 2 curve ho staccato, 2 curve sono andato lungo. Mi devo assolutamente ricordare. Qua si scivola, ma occhio che qua si scivola. Thank you, grazie. E poi siamo a finale da 4 giorni ed è 4 giorni che piove, quindi il terreno sì, non è male, ma le rocce, essendo tanto bagnate, sono un po' viscide. Però a parte qualche punto è molto figo il terreno. Oh, un albero, capito? Modalità allegro, ma non troppo, perché comunque sono da solo, bici da cross country, non ho protezioni, volevo più allenarmi e vedere com'era il terreno, perché dopo devo starci da Elis, quindi volevo vedere com'era la condizione, ma direi che è molto bella. Forse c'è anche un goccio di sole. Vediamo. Qua per non pedalare. Pompiamo. Qua bisogna pedalare. Ma non me lo ricordo mai. Ah, questa è brutta. Madonna, se si affonda. Mica, qua terreno top che ci entra un po' di sole. Bello figa. Piano. Quando non ti ricordi cosa c'è sotto lì, tutto si sta a schiffare e morire tipo qua, fondo corsa con l'amo di brutto. Povera cross country.
ancora proprio una minchia. C'era qualche roccettina, me lo ricordavo. E l'ho fatto 3 volte, 4, però è talmente lungo che è impossibile ricordarselo tutto. La prima bastarda, sì, sasso in mezzo, e comunque in questi giorni di acqua ne ha fatta parecchia, quindi di certo i trail non saranno perfettamente puliti. Due rilancini ti ammazzano. Provo ad alzare il telescopio, è rimasto giù. Oh la madonna, che fangone. Wow, splettatona. Guarda, amici, belle bagnate, me le schiaffo via. Qua è il pezzo di rilancio bastardo che ti fa esplodere le gambe. Vabbè, salita, facciamo salire un po' il cuore che almeno ci si allena. E credo che tra poco arrivi il punto del video con Martina. Qui non mi ricordo mai quella linea là se è meglio alta o bassa. Ehi, pensavo di dover andare a destra qua. Ah, questa è la compressione, quella della morte. Grazie, ciao, ciao. Dov'è Martina adesso? Perché dovrebbe essere qua. Ciao.